fotografia dell'occupazione della marca trevigiana per il sindacato CGIL Lucci, ma anche molte ombre, in aumento i part-time, i lavoratori che pur con l'impiego sfiorano la povertà. Caduta l'accusa di omicidio per la morte di Alessandro Sartori, i fratelli Stella vogliono ora sapere perché sono stati accusati di un delitto mai avvenuto. La celebrazione dei 205 anni dell'Arma dei Carabinieri, attenzione puntata sul crescente numero dei casi di violenza domestica dopo quella di Conegliano, pronta a partire un'altra sala d'ascolto. Autonomia ieri sera, il costituzionalista Bertolissi a 20 e 10, il testo c'è, i 5 Stelle non dicano bugie e facciano la loro proposta. Presentata a Casugana la nuova app della sosta che cambierà radicalmente il sistema per trovare parcheggio e pagarlo. In città si parte il 1° luglio. Un'intera giornata insieme al sindaco di Treviso Conte, protagonisti 2 allievi di una scuola media di periferia. Ho scelto tra gli studenti più vivaci, racconta, così imparano ad amare e rispettare la città. A Roncade tra qualche mese andrà in pensione la storica sacrestana della chiesa parrocchiale, così Don Tiziano ha lanciato una singolare appello ai fedeli sul bollettino settimanale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione di Treviso dei nostri telegiornali è in primo piano il tema del lavoro, con i dati del primo trimestre del 2019 forniti dalla CGIL, con le luci ma anche molte ombre, numeri positivi, ma la qualità del lavoro a rischio. Cresce il lavoro cosiddetto povero, crescono i part-time. In molti casi si è sviluppato di più il lavoro cosiddetto povero, ovvero sia si lavora tanto ma si prende poco. Il lavoro povero è uno degli aspetti più preoccupanti che emergono dalla fotografia del mercato del lavoro scattata dalla CGIL. Lavorare tanto per guadagnare poco, una tara del passato che riemerge dopo anni di crisi e difficoltà che hanno scosso radicalmente il mondo dell'occupazione. Perché se il lavoro c'è, la vera domanda diventa di quale tipo. C'è molto part-time involontario, anche qua si passa da un'occupazione a tempo pieno con un tempo spezzato. I numeri nella loro freddezza sono positivi, risultato di assunzioni che superano i licenziamenti. Nello scorso anno la Marca è stata la terza provincia veneta per saldo occupazionale e nei rapporti di lavoro il 2018 aveva segnato un incremento dei passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato, favoriti anche dal decreto dignità. Ma il primo trimestre del 2019 sembra disegnare un generale raffreddamento degli entusiasmi, situazione confermata anche dai dati sulla produzione industriale, con un trend di fondo in rallentamento, a fronte di una domanda interna fragile ed un export in frenata. La grande locomotiva di 15 anni fa se n'è andata del tutto e quella di oggi, se c'è, va piano. A noi sembra stia rallentando, ma soprattutto pensiamo che proprio per l'effetto del lavoro povero, del lavoro part-time, del spezzettamento e della mancato rinnovo di alcuni contratti, che lo si faccia comunque sempre sulle spalle dei lavoratori. Motore di questa piccola locomotiva il settore dei servizi, dove non mancano le nuove assunzioni, ma anche questo dato va letto in controluce. Molte aziende hanno chiuso, tanti si sono riciclati in realtà del turismo piuttosto che servizi alle imprese, eccetera. È una modalità diversa del mercato del lavoro, che però anche qua ci deve far capire verso dove stiamo andando, se è un futuro ancora legato alle industrie o se è un futuro legato ad altre realtà. E quale sarà il futuro di questa economia lo dirà anche Assindustria Veneto Centro, terza organizzazione industriale più importante d'Italia, che proprio domani consegnerà il timone nelle mani della trevigiana Maria Cristina Piovesana. Ci auguriamo assieme di provare a portare la politica, io lo chiamo il grande assente, ad un tavolo per definire il futuro del territorio. In tutto questo scenario poi piomba la crisi Stefanel, che appunto non è nuova ma si appesantisce, perché il CDA del gruppo di abbigliamento ha deciso di rinunciare alla procedura di concordato preventivo con riserve e quindi al deposito del piano e della proposta concordataria entro il termine fissato per il 14 di giugno. Il Consiglio ha altresì deliberato di avviare l'iter per la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria. Dunque la Stefanel verso l'amministrazione straordinaria non è una buona notizia, tanto che il titolo in borsa era stato sospeso in attesa proprio di questo comunicato che è arrivato davvero poco fa, quindi nuove ombre pesantissime sul futuro di Stefanel, sempre nell'ambito della
occupazione. Adesso invece la cronaca e torniamo a parlare della morte di Alessandro Sartor a Cison di Valmarino, la tragedia di Alessandro Sartor, caduta l'accusa di omicidio. I due fratelli Stella vogliono ora sapere perché sono stati accusati di un delitto mai avvenuto, visto che il 45enne è risultato essere stroncato da un infarto, come abbiamo raccontato ieri. Sconcerto intanto anche a casa dei genitori della vittima. Il disorientamento dei genitori di Alessandro Sartor da una parte, il sollievo ma anche l'amarezza della famiglia Stella dall'altra, il giorno dopo l'autopsia sul corpo del 45enne caporeparto di Cison di Valmarino, che ha stabilito che Alessandro non è stato ucciso ma stroncato da un infarto, papà Giorgio e mamma Maria Teresa si chiudono nel silenzio, ma non hanno ancora il nulla osta per la sepoltura del loro figlio. I funerali non sono ancora stati fissati. Nella casa di Soler arrivano i loro avvocati, ma finché non potranno leggere le carte, si limitano a spiegare, non si esprimeranno sul caso. Tra la gente è poca voglia di parlare, chi conosce la famiglia Stella accoglie le novità con favore. È sempre stata una brava famiglia, il papà, la mamma, i figli anche, e speriamo che questo si risolva per il bene di tutti e anche per la povera persona che è mancata, insomma. L'avvocato Danilo Riponti, difensore dei fratelli Francesco e Alberto Stella, ha avuto modo di sentirli in mattinata. Ha detto loro, ci spiega al telefono, di prendersi tempo, di recuperare serenità. Lo scenario è completamente cambiato, rimangono indagati, ma l'accusa di omicidio preterintenzionale è caduta. Non intendono però passare sopra a quanto ritengono di avere ingiustamente subito. È emersa una grande amarezza, che è anche una grande angoscia. Non si riescono a capacitare del perché alcune persone li hanno accusati così infondatamente, ma anche così duramente, di aver perpetrato comportamenti che assolutamente non avevano posto in essere. Mi domandano perché ci vogliono male, perché solo questa è la spiegazione, non c'era nulla nei fatti che potesse giustificare una cosa del genere. Perché ci hanno accusato infondatamente, perché ci vogliono del male. La ricerca di una risposta a eventuali iniziative contro i loro detrattori sono però rinviate di qualche giorno per rispetto a Sartor e alla sua famiglia. Il loro sentimento è proprio quello di partecipazione al dolore. Loro hanno vissuto in maniera ricca di sofferenza purtroppo questa vicenda umana tragica del Sartor. E qualunque tipo di considerazione, qualunque tipo di riflessione, qualunque tipo di contatto lo vogliono sviluppare soltanto dopo il funerale cristiano della povera vittima. Allora il tema sicurezza che ha permeato in parte anche la festa dei Carabinieri di Treviso, che si è svolta oggi nella piazzetta del comando di via Cornarotta alla presenza delle massime autorità provinciali, 205 anni dell'Arma. Si è parlato di sicurezza ma anche di più attenzione alle violenze in famiglia da parte dell'Arma, uno dei punti dell'intervento del comandante provinciale, il colonnello Gaetano Vitucci. Ascoltiamolo. L'Arma continua a dedicare risorse non solamente umane nella repressione dei reati connessi alla violenza di genere. Lo scorso settembre, infatti, presso la compagnia Carabinieri Conegliano è stato predisposto un ufficio adibito alle audizioni protette. Con un pizzico di orgoglio comunico che è stato di recente avviato l'iter per predisporre un altro locale per la stessa esigenza presso un'altra compagnia Carabinieri del territorio. Ancora più attenzione ai casi di violenza in famiglia. Questo è uno degli obiettivi dell'Arma dei Carabinieri nella Marca. Ad annunciarlo oggi il comandante provinciale nel corso della cerimonia per la 205esima festa dell'Arma, che si è svolta nella piazzetta di Villa Zuccarella di via Cornarotta a Treviso. Colonnello Vitucci, che ha tirato le somme di un anno di operatività dei suoi uomini in tutta la provincia. Nel 2018 ha visto l'Arma a livello provinciale perseguire circa l'80% dei reati complessivamente denunciati, arrestare 377 persone, deferirne 3.987 in stato di libertà, nonché controllare in banca dati nel corso dei 36.736 servizi perlustrativi effettuati 77.000 persone e 48.000 veicoli. Notevole l'opera di prevenzione soprattutto sui giovani. Mirati interventi di controllo nell'ambito della campagna denominata Scuole Sicure. I servizi hanno dato buoni esiti, grazie anche alla collaborazione e alla sinergia
con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, i direttori degli istituti interessati e gli insegnanti. Infine la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che sono intervenuti nel caso dell'omicidio di Fontane del 29 settembre scorso, ai militi che hanno sventato il tentativo di suicidio di ottobre a Salgareda e quelli che hanno fermato alla vigilia dell'ultimo dell'anno una banda di professionisti dello scasso. Ed ora torniamo alle polemiche che corrono sul filo tra Venezia e Roma sul tema dell'autonomia. Oggi a parlare è stato anche il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Partito Democratico, che ha detto c'è molta opacità che riguarda l'impianto di una legge, quella sul cosiddetto federalismo differenziato, rispetto alla definizione di un quadro che riguarda tutto il Paese. Il Paese, ha aggiunto Rosato, è uno e le risorse non sono infinite, se si prende da una parte per dare dall'altra, per qualcuno ci saranno meno risorse. Polemiche che restano dunque alte non solo da parte del Movimento 5 Stelle, al quale invece si è rivolto ieri sera in diretta 20:10 il professor Mario Bertolissi, costituzionalista di fama, che fa parte del pool della Regione per ottenere l'autonomia, e che ha detto se chi dice che il testo dell'autonomia non c'è oppure è scritta male afferma il falso, e ha aggiunto polemicamente il dubbio è che loro sappiano davvero scrivere. Sentiamo le sue parole. Intendiamoci, non ho nessun problema ad affrontare il contraddittorio con chiunque. Tutta questa vicenda è caratterizzata dal fatto che si susseguono luoghi comuni destituiti di ogni fondamento. Allora, un ministro dice, mai visto? Va bene, siamo allo stadio zero, che di riflesso l'interlocutore, chi non sa, chi a casa, chi lavora ogni giorno, chi ha altri pensieri, pensa questo. Le regioni che si fanno avanti in realtà non hanno fatto niente, chiedono e basta, non abbiamo visto nulla. Quindi di che cosa volete che ci occupiamo? Dall'altra parte c'è un altro che dice è scritta male, a parte il fatto che io mi permetterei, so tenere la penna in mano, vedete che ho la penna in mano? Ecco, potrei dubitare che qualcuno... No, io potrei dubitare che qualcuno sia capace di tenere la penna in mano oggi. Lei sa, perché digitano dalla mattina alla sera, non sanno neanche avvitare una vite, perché questo è quello che ti dicono essendo abituati. Ma il problema è che questo dopo influisce sul pensiero. Certo. Ecco, e allora io mi limiterei, dovete mettervi d'accordo, perché non è che entrambi o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro, avete torto entrambi. Perché il primo afferma una cosa che non è vera, il secondo non l'ha comunque letto. Io avevo sempre suggerito, scrivete il controtesto, perché se scrivete il controtesto poi prendiamo anche noi la matita rossa e blu e cominciamo a segnare gli errori che fate, ha capito? Perché altrimenti da una parte abbiamo chi lavora, chi produce, chi ti sottopone il progetto, dall'altra parte hai uno che ti dice solo che non va bene. No, non funziona mica così. Se non va bene questo progetto, mi dai il tuo progetto, che dopo vediamo se il tuo progetto va bene. Certo. Ci siamo capiti? Tant'è vero che io ho sollevato anche il dubbio che sappiano scrivere. Le parole taglienti di Bertolissi. Adesso invece torniamo in città, perché il sistema per trovare parcheggio e anche di pagarlo cambierà radicalmente dal 1° luglio. È infatti in arrivo la nuova app della sosta. Sentiamo. È una vera rivoluzione, è un nuovo concetto di sosta, di mobilità, le cui potenzialità sono davvero infinite. Oggi davvero inizia il cambiamento. Addio estenuanti ricerche di parcheggio, addio disperata caccia agli spiccioli per pagare la sosta. Dal 1° luglio sarà scaricabile dagli store di Apple e Google e quindi utilizzabile la nuova Treviso App, che consentirà di trovare posto e pagarlo semplicemente con lo smartphone, registrandosi oppure no. Attraverso l'app sarà più facile arrivare a Treviso, più facile e veloce parcheggiare senza perdere tempo, perché quest'app non solo ti evidenzia quali sono i posti liberi all'interno della città, ma ti ci porta addirittura. Nei mesi successivi si introdurranno progressivamente ulteriori funzioni. Potranno essere segnalati gli ingorghi, potranno essere segnalate strade alternative, i commercianti della città potranno accreditare credito per la sosta a tutti coloro che decidessero di fare degli acquisti nei negozi della città. Chi con la tecnologia ha poca confidenza non si spaventi.
Per coloro che non hanno ancora maturato questa dimestichezza rimarrà naturalmente il sistema ordinario attraverso le centraline, attraverso gli abbonamenti normali, attraverso i parcometri. Favorire la sosta, diminuire i tempi di ricerca di un parcheggio, riduce l'inquinamento da una parte ed è dall'altra essenziale per la vita di una città, aggiunge il vice sindaco. Non è dunque un caso che la nuova app venga attivata a ridosso della partenza dei 2 cantieri che per un periodo renderanno parcheggiare più complicato il rifacimento dell'ex pattinodromo e del Cantarane. La nostra amministrazione ha sempre detto che non condivideva alcuni passaggi che sono stati fatti dall'amministrazione precedente e quindi ci stiamo attrezzando per rendere quei 2 cantieri sui parcheggi del pattinodromo e del Cantarane meno invasivi per le abitudini dei trevigiani. L'app è una prima risposta. E sempre in città oggi un'azione davvero singolare per il sindaco Mario Conte, forse unica in tutta Italia, una lezione pratica di educazione civica per 2 ragazzi delle medie trevigiane che hanno trascorso l'intera giornata proprio con il sindaco. Vediamo. Alla festa per i 205 anni dell'Arma a Palazzo Zuccaredda la loro presenza non è passata inosservata. Loro sono 2 studenti di una scuola media di un quartiere periferico di Treviso e hanno trascorso l'intera giornata con il sindaco Mario Conte. Una lezione di educazione civica sul campo, fatta di appuntamenti istituzionali, come quello in via Cornarotta, ma anche di chiacchiere franche, con Conte nei panni del fratello maggiore. Come vi è sembrata la prima volta che entrate qua? Non volete entrare? Perché? Sì. Dovete entrare solo per far festa? Passando questa giornata insieme a me si renderanno conto di quali sono le attività che svolge un amministratore, quali sono le conseguenze di un certo tipo di azioni e quindi sono sicuro che da domani saranno più responsabili e avranno più a cuore il bene di tutti, la loro scuola, i parchi dove vanno a giocare, i campi da gioco e le piazze. Il sindaco non nasconde di aver scelto 2 allievi di una classe piuttosto turbolenta. Mi piacciono i ragazzi vivaci perché sono vivi e hanno anche tante idee, a volte basta solo incanalare la loro energia in binari positivi, qualche volta scivolano su qualche binario negativo ma magari è successo a tutti noi, quindi non voglio fare nessun processo, non voglio colpevolizzarli, voglio soltanto responsabilizzarli, fargli capire che ogni azione prevede delle conseguenze e anche dei costi per la comunità. L'esperimento continuerà anche nei prossimi giorni. Domani ce ne saranno altri 2, farò una classe intera e poi tutti coloro che vorranno passare una giornata con il sindaco basta che chiamino qui in municipio. Ieri sera della nostra rubrica Lo dico ad Antenna abbiamo parlato del caso di un anziano che per una visita di controllo all'addome è stata data disponibilità a Treviso per giugno 2020. Sentiamo oggi la replica del direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. 1 anno per una visita all'addome al Cafoncello è la segnalazione fatta da una telespettatrice che ai nostri microfoni spiegava come al momento di prenotare al CUP il controllo per il marito si sia sentita rispondere che il primo posto disponibile a Treviso fosse giugno 2020, mentre solo pochi giorni nel nosocomio di Motta di Livenza. La signora ci aveva spiegato che per lei, di 76 anni e il marito di 83, raggiungere Motta era difficoltoso e poi sottolineava. Avevano garantito che dopo i 75 anni erano obbligati di dartelo qui a Treviso. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi conferma che era stata data a disposizione che gli over 75 restassero a Treviso. Sulle visite di controllo effettivamente non avevamo dato questo tipo di indicazione perché la visita di controllo la decide lo specialista. La donna poi aveva anche raccontato di aspettare lei stessa ancora una telefonata dal CUP per fissare una visita oculistica di controllo dopo un intervento di cataratta subito lo scorso 7 dicembre, visita alla quale, ci ha spiegato la 76enne, si sarebbe dovuta sottoporre entro un mese. Se era un intervento di cataratta la visita di controllo è 1 anno e non un mese. Lo specialista dà 1 anno di tempo per la visita di controllo per quanto riguarda gli occhi. Il direttore generale comunque assicura che farà una verifica. Adesso andrò a verificare e vedremo se il caso giustamente di richiamare le persone alla visita nel momento in cui sia passato il periodo previsto, che di solito alla visita di controllo andiamo sempre sopra i 180 giorni, i 360 giorni a seconda di quello che decide lo specialista. Verificherò e poi chiameremo le signore. Cercasi Sacrestani a Roncade, lo vediamo dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso. Ci spostiamo allora a Roncade, dove tra qualche mese va in pensione la storica sacrestana della chiesa parrocchiale. Così nel bollettino pastorale Don Tiziano, il parroco, ha lanciato una singolare proposta a tutti i fedeli. Sacrestani cercasi. L'appello arriva da Roncade attraverso il bollettino pastorale a firma del parroco Don Tiziano Rossetto. Perché dopo 33 anni la signora Paola Zuccarello, dopo aver svolto insieme al marito questo servizio di sacrestana, va in pensione e, fatte le dovute considerazioni anche con il Consiglio Affari Economici, non abbiamo la possibilità di assumere una persona che da sola svolga questo incarico. Troppo alti i costi di un'assunzione per un servizio peraltro indispensabile. Così, come per dire in maniera molto laica, alla fine il bisogno ha aguzzato l'ingegno, che nella fattispecie è la chiamata non al singolo parrocchiano ma a tutta la comunità. L'idea è di spartire gli incarichi a chi metterà a disposizione il proprio tempo. Se qualcuno risponde a questo appello, cosa deve fare e soprattutto cosa trova? Trova che si sta costituendo insieme con me un gruppo per studiare il servizio nel suo complesso e per vedere come svolgerlo in una maniera radicalmente nuova, quindi con una turnazione, con diverse figure che si alterneranno e che saranno poi coordinate come vedremo. Ma per Don Tiziano nuova vuol dire partecipata. Non a caso nell'appello viene sottolineata la volontà di cambiare mentalità, da pretesa di servizio, quasi la Chiesa fosse un ente per il servizio pubblico, a condivisione dove ognuno si prende un pezzo di responsabilità nel mandare avanti la parrocchia. A questo punto facile il paragone all'eterna disputa tra uno Stato assistenzialista ed un autonomista, che però non faremo, visto che qui siamo su un altro piano, che peraltro pare già funzioni. Abbiamo un'esperienza interessante nella vicina Vaglio, fa parte della nostra collaborazione pastorale, dove quando c'è stata la necessità 3 persone, 3 famiglie in particolare si sono rese disponibili con un buon risultato. A questo punto al cronista laico non resta che una domanda piuttosto cinica. Uno che viene qui cosa ci guadagna? Guadagna una cosa molto importante, perché si rende conto che una comunità è viva grazie all'impegno di chi ne fa parte, e quindi trova una famiglia e la possibilità di inserirsi, dare un sostegno concreto e sentirsi discepolo e crescere anche nella fede. E allora le scuole medie Stefanini di Treviso, dove si è parlato di mafie e legalità in occasione del premio nazionale vinto dalla scuola. Noi cittadini è il titolo dell'opera realizzata dagli studenti delle scuole medie Stefanini di Treviso, che hanno vinto il concorso sulla legalità promosso da Miure e Fondazione Falcone. Qualche giorno fa una rappresentanza di studenti ha partecipato a Palermo alle celebrazioni per la 27ª giornata della legalità, in ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Nell'istituto di Viale Terza Armata tutta la scuola ha potuto festeggiare il premio vinto, e agli studenti che hanno contribuito a realizzare l'opera è stato consegnato un attestato. Alcuni di loro hanno letto alcuni passi del lavoro svolto. Potrei fare il commerciante e tenere testa come libero classi a quelli che chiedono il pizzo. Potrei fare l'imprenditore e non piegarmi a ricatti e tangenti per poter lavorare. Commovente poi la testimonianza sul palco della dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, Barbara Sardella, palermitana, che ha vissuto in prima persona quei drammatici momenti che hanno segnato la storia dell'intero paese. Io ero una giovane studentessa universitaria e purtroppo per noi il decisione di questi 3 magistrati è stata Circolavamo per le strade con l'esercito, quindi non erano momenti facili per noi siciliani. Eppure fortunatamente poi il popolo ha reagito grazie anche all'opera di altri magistrati che hanno seguito l'esempio di Falcone e hanno continuato sulle loro orme. È positivo, ha aggiunto la dirigente scolastica, che i ragazzi abbiano interiorizzato i messaggi di Falcone e Borsellino. È fondamentale, ha spiegato, parlare di legalità agli studenti, anche perché, ha sottolineato, la mafia non è più solo una questione siciliana. Conoscenze prima, produzione poi riescono a dare il massimo, quindi vanno sicuramente incentivati, anche perché queste esperienze sono quelle che poi porteranno a casa come riserva personale per tutta la vita. A 20:10 fra pochissimo la storia drammatica, toccante di Chantal, una bimba rapita dall'ex compagna ungherese dell'imprenditore padovano Andrea Tonello, che sarà in studio con l'avvocata Chiara Balbinotti insieme a Ferdinando Avarino per raccontare questa storia e questi anni di battaglia di un padre per trovare la sua bambina.
E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Gli strascichi di una perturbazione raggiungono parte delle nostre regioni dove sarà possibile anche qualche precipitazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori al mattino, dal pomeriggio però nuvole in aumento un po' ovunque con qualche possibile rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 25 e 29 gradi. Stessa sorte anche per il Friuli Venezia Giulia, dove andrà meglio nelle ore mattutine, poi non si esclude qualche veloce acquazzone specie sui monti, ma possibile fin verso le pianure. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 23 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sarà un giovedì a tratti instabile a partire specie dal pomeriggio con qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 27 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.